Buonasera a tutti, visti voi, tenevano le ore di 8 del mese di gennaio 2025. Bene, questo mese pure che siamo manicane, siamo arrivati a 6 Sant'Antoni, lo sai che di questo mese, per Sauchina, in bici, in Oreai e poi in Porchile, ma in Porchile lo canna a essere in maniera pure ridotta, che appunto queste corrotto, però Pascaletto che è uno dei suoi organizzatori e membro del suo comitato. Bene, andiamo da innanzi che Baitanne come si presenta poi a die, si presenta a voi, calcolata, netta calcolata, e a mantenere quelle che voi potete usare e poi la morabile adesso Saravallo, ecco qua un'altra fotografia di Saravallo non narrata appunto popolato tutta la die e Pispisan un pacco di aumento verso mezzodie ma praticamente è una modinega leppia 9 gradi temperatura massima 4 gradi temperatura minima crasa popolato tutto su Manzano la mezzodie poi spalazzato in un pacco è tornato a popolare verso la sede ortaidie Mordinè da Spartagai in su in Sadie insomma 11 gradi temperatura massima 4 gradi temperatura minima. Bene, purtroppo devo scominciare che nello toccamento è dolo un attimo di non sta a finire non me la zappo non che lo so idee scusatemi qua scaleggio non è stato un attimo meglio. Ecco adesso vedendo e il Veneto a mancare Pascaleggio umano grazie a Graziano Ambarduolo Lozio insomma che è un'impresa molto importante per Saida un'impresa di scavo e che come chiaramente venuta a mancare carrera fritta soia in vita di repente che è morto a 60 anni da Pascale Domani tra ballatori scavattorista vari che sono beati e sovrate Graziano che ha ditta di riferimento per la vita e circondario amantioso ambos de son mezzo d'opera lo trattaiano anche frate che fratello meccanico e con buono facere e buono trattare fa che so stravallo che si assente li scomannaia quindi con Pascalino una risorsa e un servizio di importo umano rosa vita l'interro è che Napoli 9 Sante che Mesa in Sacreglia Nostra Signora del Sovrano la salma è stessa cappella del sospizio che chiede tornare appunto a dare condolenze a dare l'ultimo saluto può tornare ai miei condolenze e pazienza a famiglia tutta da parte dei visti nessuno aspetta io una cosa lui morto a 60 anni insomma come dobbiamo aggiungere scusatelo morto a 60 anni non manco più Posamento poi adesso propone Sant'Antonio che adesso è disponibile per Sant'Antonio delle Coreaie adesso è disponibile sulla Loncino dai su due che di questo mese e adesso stese in poi dalle ortodie andiamo sul giornale e devo leggere di nuovo sa come pagina sa
nell'isola è arrivato l'inverno, oggi leggera risalita delle massime, ma nel weekend tornerà il freddo. Sequestrata petroliera russa, nervi tesi tra Ursa e Mosca. Vitalis, il PD boccia la Tonde. Poi abbiamo un due editoriale importante, un amaro orgoglio di Celiaco Feddu e nomine, norme da correggere di Abramo Garau. Abramo Garau è ex presidente di Abanoa. Ora che ci siamo lasciati alle spalle le feste, queste sue Celiaco Feddu della Savizzi Chiesa, con le loro gioie e i loro struggimenti, ora che il 2026 si affaccia nelle nostre vite e ci troviamo ad affrontare un percorso che a parole ci auguriamo nuovo e migliore, ora è il momento di pensare senza retorica a tutti i sardi sparsi nel mondo, a chi non è potuto tornare, a chi sta lottando in terra anzena per costruirsi un futuro, a chi, finite le feste, è dovuto ripartire con il cuore pesante. Si fa presto a dire che i giovani debbano sentirsi innanzitutto europei e protagonisti. Ma Garau, dopo sa nomina nata, la Corte Costituzionale con la sentenza del dicembre scorso ha dichiarato illegittima l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Autonoma della Sardegna del 2025 nella parte in cui dispone la cessazione immediata dalle funzioni dei direttori generali di tutte le aziende sanitarie, contestualmente al loro commissariamento in via straordinaria. Dalla sentenza non emerge alcuna novità riguardo alla tematica dello sport system, in quanto non si fa altro che ribadire quanto costantemente confermato dalla Corte negli ultimi 20 anni, cioè sport system insomma non sempre resta giustificato. Turisti d'inverno, un boom, la sfida della bassa stagione, quindi questa è una bella nuova cosa. L'intervista, Licheri 5 Stelle, la coalizione Resti Unita è umile, il PD non è capofila, cioè praticamente non capofila Isola, fa benissimo, massa di accudito. Caos, Guardia Medica, sindaci in campo, non si programma, cioè a s'invento, come a proposito questo è un problema che mi ha proposto a s'invento o a s'avvento. Cosa Tirrenian Link, il cavo dei record, arrivato a terra mala, cioè il terzo cavo che collega la Sardegna elettricamente a Sittalia, questo è bello che è terminato. Siccità e polemiche, nuovo scontro su Abaluchente, la diga che non c'è, l'invaso è un problema solo politico. No, che le scritte del batto di scontro tra Silvestro De Rio. Il problema legato alla realizzazione di un nuovo invaso sul Rio Posada non è tecnico ambientale, ma è soltanto di natura politica. Ad affermarlo è l'ex assessore regionale ai lavori pubblici Silvestro Lado, che aggiunge che deve esprimersi e dire l'ultima parola è la giunta regionale, dalla quale volontà dipende il risultato finale dell'opera. L'orientamento attuale mi sembra molto pragmatico e responsabile, visto che ha incaricato Enas ad esprimersi sulla fattibilità del nuovo invaso, ricevendone un parere ampiamente positivo sull'emergenza idrica in Sardegna e in Baronia. In particolare credo sia opportuno assumere posizioni politiche serie e chiare, vista l'importanza del problema. Chiarito questo, l'ADU pone un quesito all'onorevole Roberto De Rio, vabbè, insomma, consigliere regionale non sono onorevole, invece di fare domande alla maggioranza di cui fa parte, dovrebbe iniziare a dare delle risposte come sua competenza, essendo un consigliere regionale eletto in provincia. Vabbè, e quindi per tutto già polemica, Gallo, non stiamo ritornare a San De Rio. Allora, la programmazione c'è già, sottolinea, ed è quella della regione col piano acque
con il recente piano stralcio di bacini che individua la diga di Abba Lucente come opera prioritaria e strategica. Il progetto dell'invaso chiarisce Silvestro Lado, è sempre Silvestro che fa i danni, però non basta proroga da parte ecco qua, la replica del capogruppo del PD Roberto De Rio, chiamato in causa dall'ex assessore regionale ai lavori pubblici Silvestro Lado in merito ai lavori sulla diga Maccheroni, sostenendo che servirebbero risposte piuttosto che domande rivolte alla maggioranza. Arriva immediata la replica del capogruppo PD in Consiglio regionale Roberto De Rio. Silvestro Lado sostiene tre cose, sottolinea l'onorevole, dice che devo occuparmi del territorio di Nuoro, non devo chiedere alla giunta regionale sull'emergenza idrica della baronia e devo sostenere la giunta anziché disturbarla facendo domande. Le prime due richieste le trovo contraddittorie, rimarca De Rio. Non può dirmi di occuparmi del territorio e poi rimproverarmi perché lo faccio. La terza richiesta invece è divertente, aggiunge il capogruppo PD. Silvestro Lado, eletto in Consiglio regionale nel 1999 col centro-sinistra, cambia casacca e fa nascere la giunta del centrodestra Mauro Pili. E vuoi dare lezione a me su come si sta in una coalizione? Facciamo così, conclude l'onorevole De Rio. Andrò avanti a chiarire la situazione dell'acqua in baronia perché è un tema di pubblico interesse e se qualcuno vuole nascondere qualcosa allora lo farò con maggiore energia. Vabbè, oh, yeah. Sia ad una sanità di prossimità, in occasione dell'anno 6, il nuovo direttore generale dell'ASL si è insediato ieri mattina. Andrea Fabbo, lavoro di squadra, dialogo costante con i medici e le comunità. Vabbè, solita Spreaker. Europa Verde dice no al 41 bis, crea anche problemi sanitari. Carlos è la scorrettezza politica e istituzionale. Europa Verde è pronta a difendere Nuoro e che cavolo sei se tu Europa Verde? È pronta a difendere Nuoro e la Sardegna interna da scelte che penalizzano chi già soffre marginalità, isolamento e mancanza di servizi. Marco Sedda e Pierangela Masala, portavoce provinciale dei Verdi, dicono no al trasferimento al Badr Carro dei detenuti al 41 bis. È una scelta grave, sbagliata e assunta senza alcun confronto con il territorio. Chessa, confronto necessario, ma servono coerenza e memoria. Nuoro, non basta dire no oggi se non si ha il coraggio di dire chi ha detto sì ieri. La consigliera comunale di opposizione, gruppo misto Maura Chessa, punta il dito sulla coerenza delle scelte politiche che sta entrando nel polverone in modo tale che poi non si comprenda nulla. Solo 41 bis lo applicano. In che luogo andare palincoggio. Addio a Tonino Corbeddu, eroe dei due mondi del turismo, meta conosca di fratelli Loi, che sono nepote di Corbeddu, ma Corbeddu è stato veramente un imprenditore ammirevole, insomma, imprenditore del settore alberghiero, originario di Rosei, è morto all'età di 93 anni, ha creato l'impero delle IT Hotels, dalla Costa Smeralda agli USA e al Sudafrica. Albergo il professor Raranzo, ha pubblicato una in Olbia, una in Roma e così via. La Sardegna perde un altro uomo del fare, un visionario capace di costruire uno dei più importanti imperi turistici dell'isola. Se n'è andato Antonio, per tutti Tonino Corbeddu, 93 anni, imprenditore alberghiero e costruttore, per tanti anni protagonista dello sviluppo turistico dell'isola. La sua storia nel mondo dell'accoglienza in Sardegna è incominciata in Costa Smeralda, all'epoca della Gaccam, con la sua prima impresa edile per la costruzione di ville e alberghi. Un luogo che segna anche un destino, con Tonino Corbeddu capace di avere una visione internazionale e costruire il suo impero alberghiero varcando l'oceano, esportando quel modello cosmopolita e avanzato portato nell'isola
dall'Aga Khan, quando si formava una classe di imprenditori turistici ancora legati ad imprese locali. IT Hotel è una delle più potenti compagnie turistiche della Sardegna, creata da un self-made man, prima ancora che quel significato fosse realmente colto dalla terra che lo ha visto nascere. Con commozione e gratitudine voglio ricordare una grande persona, la dimostrazione di vivente che nel nostro popolo esistono persone speciali che con assoluta semplicità, partendo da una condizione familiare umile, con il lavoro, l'applicazione, l'intelligenza e l'intraprendenza, ha saputo dare lustro a se stesso, alla sua famiglia e tutto il popolo sardo, spiega Piero Loi, nipote di Corbeggio, insieme ai suoi fratelli a capo della dinastia di IT Hotels, creata proprio dal fratello della madre. E Gai este vinasa, fratelli Loi sono samatessi che in tutto, che sono buono e chi su malo, insomma, ma sempre chi iscritti a che imprenditoria e in tanti no, così chi me la fai dare nessuno nulla. Tra di Rio e Lado è un duello sull'acqua, l'abbiamo già visto il duello, quindi andiamo ad innanzi cose che sull'Unione Sarda, ma l'abbiamo già vista in Sanova Sardegna. Letti negli ambiti e carenze igieniche, San Francesco, i contenuti della relazione, top segrete ma inviata anche alla presentatore dell'ex commissario. Oh, ex commissario. Guerra in SL, le contestazioni rigettate dall'allora direttrice oggi DG ad Oristano. Un blitz che continua a far discutere quello del 19 dicembre al San Francesco di Nuoro dell'ex commissario Angelo Zuccarelli, avvenuto a pochi giorni dalla conclusione del suo mandato. Zuccarelli ha trasmesso formale nota di biasimo alla direttrice del presidio Grazia Cattina, da ieri ufficialmente DG della SL di Oristano, contestando carenze organizzative e igienico-sanitarie, parlando di stato di abbandono strutturale riconducibile ad un modus operandi sclerotizzato. Criticità riservate. Nel documento, nero su bianco, le irregolarità dell'ispezione, maniglie di porte e finestre bloccate con cerotti, carenze igienico-sanitarie, cartelle cliniche incustodite, apparecchiature inutilizzate, letti e barelle negli angoli, spogliatoi inadeguati, scale mobili bloccate e presenza di venditori non autorizzati, pur qualificata come atto interno e riservato. La nota è stata trasmessa ad una platea amplissima, ai direttori dei dipartimenti, delle strutture complesse e semplici, al direttore delle professioni sanitarie, a quello del governo clinico, alla direttrice della farmacia e della pneumologia, al direttore dell'area tecnica, al direttore amministrativo e alla regione, con l'invito ad Alessandro Torri. Con l'invio ad Alessandro Torri. Vabbè. Tempistica sospetta. A rendere la vicenda più delicata è il riferimento nella nota di Zuccarelli alla presenza istituzionale della segretaria della Presidente della Regione Annalisa Canova, circostanza che la Canova ha ridimensionato, parlando di una presenza personale non ufficiale, come invece sembra definirla l'ex commissario. Sul piano politico-amministrativo pesa la tempistica del provvedimento, arrivato con Zuccarelli prossimo alla decadenza, e Cattina impegnata nella selezione per incarichi apicali nel sistema sanitario regionale. Con l'insediamento di Francesco Trotta, nuovo DG a Nuoro, il commissario decaduto Zuccarelli è stato nominato direttore sanitario per 2 mesi e ora avrà un bel da fare su San Francesco. Restano gli interrogativi sul list ispettivo di dicembre, dopo 6 mesi di mandato del commissario, a pochi giorni dalla scadenza. Oh yeah, oh yeah, yeah. Una guerra intestina. Pittalis, Todde ha fallito, lo dice anche il PD,
l'ex deputato, nata la coalizione di maggioranza, è in crisi. Le parole di Silvio Lai sono una bocciatura per la Presidente. Il segretario del Fratelli d'Italia all'attacco. Sul caso 41 bis assicura nessuna invasione di mafiosi nelle carceri sarde. Chi sia De Gai. Leggi regionali scritte male, prive di solidità giuridica e bocciate alla Corte Costituzionale, liquidata con tono irrilevante alla Presidente della Regione che si è spinta a definire bizzarre le sue sentenze. Una sanità allo sbando, dove l'unico settore che sembra funzionare è il poltronificio, certamente efficiente per i partiti del campo largo, ma disastroso per i sardi. Collegamenti aerei asfittici, tranne che per l'assessore al lavoro che viaggia in business class, e una continuità territoriale che nelle previsioni del nuovo bando rasenta il ridicolo, fino ai gravi errori sulle politiche energetiche. L'opposizione più dura ad Alessandro Torre e alla sua maggioranza arriva da chi in Consiglio regionale manca ormai da un pezzo. Pietro Pitalis, deputato e segretario regionale di Forza Italia, parla di una crisi politica profonda all'interno della coalizione che governa la Sardegna e che inevitabilmente si riflette sulla qualità dell'azione di governo. Imprese e famiglie non riescono ad intravedere alcun orizzonte positivo né sul piano economico né su quello sociale, e Ikigai Donzun a suonare la musica sua. Alessandro e Flaminia in TV. Dei semplici per l'Epifania dei pacchi. E no che cantuisco io abbastanza di roba di polemica, critica e così via. Io francamente non mi sono manco pronunziato, che non va visto nulla di eccezionale e nulla di diverso. Adesso che uno si può aspettare, la Coppa di Marrubio vince 22.000 euro ad affari tuoi. Sono già rientrati nella casa, stanchi ma soddisfatti per aver partecipato e vinto nella puntata speciale dell'Epifania di Affari Tuoi, felici soprattutto per aver portato all'attenzione dell'Italia l'intera identità e l'orgoglio della nostra isola. Sono Alessandro Cauli, 52 anni, famiglia Corria, 51, di Sant'Anna, frazione di Marrubio, protagonisti assoluti della serata e vincitori di 22.000 euro. Semplice fierezza. Alessandro arriva da Masongiu, alta località agricola del territorio di Marrubio, e nella vita fa il pastore, un mestiere antico fatto di sacrifici, ritmi duri e un legame profondo con la terra. Alleva pecore e anche qualche capra, ma è anche un grande amante della natura. Entrambi sono sempre stati legati alle tradizioni e per questo si sono presentati entrambi con l'abito tradizionale. A Marrubio sono molto conosciuti perché partecipano alle manifestazioni, alla manifestazione Paschigeda Marrubiese con l'asinello, sempre di loro proprietà, e qualche capo di bestiame. Sandro, sempre in occasione di questo evento, fa anche le dimostrazioni su come si faceva il formaggio, la ricotta, ma sono anche parte attiva del gruppo Zumadau. Il papà di lui, Mario, è conosciutissimo perché era bidello nelle scuole medie del paese. Tante cose raccontate da lui stesso in trasmissione con semplicità e fierezza, quando Stefano De Martino gli ha chiesto di cosa si occupasse. La risposta è arrivata prima con un sorriso, poi con un fischio da pastore, subito seguito per scherzo dalla regia dal velato delle pecore, scatenando l'entusiasmo dello studio. E vabbè, e quindi bene atto a si presentare come uno si intende di si presentare. Super Pale a Saccargia, il silenzio della regione apre la strada al progetto. 26 torri, alte 150 metri, al posto di quelle attuali, più basse, cioè in effetti questo è un rinnovo, adesso spalla a chi bisogna già. Il piano Fanulvi e Ploaghe è la decisione del Consiglio di Stato. Questa hanno fatto la guerra, in effetti questa non sono proprio questa zona del Ploaghe, che sono abbastanza a largo. Addio al pioniere sardo degli hotel, morto a Roma Antonio Corbett, da Orosei a un impero internazionale.
visto, e l'hanno dedicato a Corveggio lo spazio che merita, insomma. Vedete che si intende molto basso, e come è possibile, no? Prova all'interno basso. Il microfono si intendeva perfetto. Te potevo fare una cosa, proviamo a distaccare e a tornare ad attaccare. È strano. Il microfono si intendeva proprio perfetto. Prova. All'interno basso. Sì. E te potevo fare. Prova. Basso, troppo basso. Prova. Basso. Proviamo a distaccare e a tornare ad attaccare. Prova. Non si intende proprio de manco di prima. Si intende anche bene questo microfono, si intende, porca miseria. Prova. Mancano a ragionare. Prova, speriamo siccome si intende qualche cosa, mi pare che gli asi è vibrante, ma
pacca roba, Bordegoi non vi lascio. Andiamo da Innantisi, allora aiuti per le imprese sarde, progetti finanziabili devono avere un valore minimo di 50.000 euro e massimo di 250.000 euro e questa è una delle condizioni richieste alle piccole e medie imprese sarde per partecipare al bando della regione sulla transizione digitale. Le domande online sulla piattaforma SIP si possono presentare a partire dal 3 marzo e le risorse a disposizione sono pari a 22 milioni. Saranno erogate a fondo perduto, quindi questa è una bella occasione. Questo fondo perduto praticamente dai 50.000 euro a 250.000 euro, cioè non tocca detorrare nulla, sono a fondo perduto. Una bella iniziativa per queste imprese. Andiamo da Innantisi e andiamo su Casteggio, a Sisport, Cagliari, a Cremona, il faccia a faccia con Davide e Nicola. Dopo il KO col Milan, oggi i rossoblù possono agganciare l'ex tecnico e no che abbiamo questa partita, quindi Cremonese Cagliari oggi 18:30, quindi una bella occasione per su Casteggio. Andiamo da Innantisi, Licheri, il PD non è il partito guida, la fondo di live fa vacillare la pace. E no che ricade Solmero del Sutrino, senatore M5 Stelle, sbalordito dal sostegno di Forza Italia alle sue dichiarazioni. Todde ha fatto bene a mettere la faccia sulla sanità, ha grande coraggio, non solo la faccia, ma pure le mani. Vuol dare l'impressione di un M5 Stelle compatto come non mai, soprattutto quando si tratta di difendere la sua Presidente. E così il coordinatore del movimento in Sardegna, il senatore Ettore Licheri, non ci pensa due volte e replica a muso duro alle recenti dichiarazioni del segretario Silvio Lai, che ieri in una intervista all'Unione Sarda ha ribadito il ruolo centrale del suo partito, che garantisce stabilità, radicamento nel territorio e qualità dell'amministrazione. Insomma, dopo l'intervista della Presidente Todde alla Nuova e dopo i primi commenti positivi da parte dei partiti della coalizione, la pace tra i due partiti ha già assunto le sembianze di una tregua, peraltro armata. Oh, ai. Il PD boccia, no, che poi la nota di Pittalis, il PD boccia il siparietto propagandistico della Presidente, ma ragazzi, in effetti caos delle guardie mediche, i sindaci ci hanno abbandonati, la rabbia degli amministratori per l'assenza del servizio anche nei giorni di festa, Congiu narrata nessuna garanzia per le comunità, UDA cattiva programmazione della ASL, turni pesanti, centinaia di visite, aggressioni e quelle leggi che allontanano i giovani dottori. La situazione aggravata dall'influenza, cioè purtroppo speriamo l'influenza, Desole a Sassari 125 chiamate in un giorno, quindi veramente pressato da emergenza e non si sa che prusa Reione. Ho fatto cantare tutta l'isola, mi manca un solo comune, il mio, Giuliano Marungio si racconta, da presentatore per caso a re delle piazze, l'esordio a Ogogna, la svolta a Tonara, la TV, gli incontri con Baudo e Carrà. Marungio è Ogogna, quindi è scritto il Nemo profeta in piatra, però mi risulta da chi in Ogogna la Miranametta, e il re della piazza. Non c'è paese nell'isola, anzi vedremo uno c'è in cui non abbia portato i suoi spettacoli, la sua musica, il suo entusiasmo contagioso. Sono ormai 35 anni che Giuliano Marungio, sardo di Ogogna, anche se nato in Lombardia, è il simbolo della Sardegna che canta, che balla, che sventola il vessillo della tradizione e della identità, da nord a sud, dalla città ai paesi più piccoli, dalle grandi manifestazioni di popolo alle più minute sagre di paese. Giuliano, come nasce la tua passione per il palcoscenico? È innata, forse fiorisce da una
voglia di riscatto da una parte e di realizzazione dall'altra. Io nasco a Varese, figlio di un emigrato sardo con mamma bergamasca. Ci siamo trasferiti ad Avoda quando avevo 6 anni. Se guardo indietro alla mia infanzia, vedo un bambino, un ragazzino malinconico. In qualche modo quel desiderio di superare la malinconia, la timidezza, la riservatezza doveva esplodere. Ecco, ho vissuto il mio lavoro come arma di difesa e affermazione di esistenza. Complimenti, Giuliano, veramente uno che pone in mezzo, si sente, si spettacolo, bravo, veramente bravo. 5G, alleanza tra TIM, Fastword e Vodafone, patto per condividere le reti mobili, contratto definitivo atteso entro l'anno. È giusto che si accata un contratto in modo tale che la rete non sia che in rete, ma va fatta una rete efficiente e gestita da gestore serio, insomma. Effetto accise, gasolio più caro della benzina, effetto acciso sul prezzo dei carburanti con il diesel che supera la benzina scesa a livello medio ai minimi da fine 2022. Con il passare dei giorni è diventato infatti progressivamente più evidente l'impatto sui prezzi medi praticati alla pompa del taglio dell'accisa di 4,05 centesimi di euro a litro sulla benzina e del conseguente aumento di quella sul diesel, in vigore dal 1 gennaio al fine di parificare le due imposte, cioè praticamente quindi lo che hanno comprato macchina diesel sono fricato. Il dolore nel giorno dei funerali, ma va scoperta tutta la verità. La strage di Capodanno, l'ultimo saluto per le vittime di Crans Montana, a Milano, Bologna, a Roma, una marea di ragazzi in lacrime ma composti. Andiamo sull'ultima pagina di politica internazionale che è sempre le guerras decente chi richiede manicare su mondo, petroliera russa sequestrata dagli USA, nelle stive il greggio venezuelano, l'ira di Mosca, azione illegale. E il Carraschiacchi ti sei tutto legale, lui non era corrotto assai. La Colombia schiera 30.000 uomini al confine. Petro teme un nuovo esodo di migranti dal Venezuela. Bogotà, in risposta alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi e della nomina di Delcy Rodríguez a presidente ad interim, il governo colombiano ha schierato oltre 30.000 militari lungo i 2.219 km di confine con il Venezuela. La misura, ordinata dal presidente Gustavo Petro, mira a contenere un esodo di massa di venezuelani nel caso scattasse un'ondata di repressione, che è già scattata l'ondata di repressione. Agente antimigranti uccide un attivista in occasione di Minneapolis, praticamente lei lo sperona, lui le spara a bruciapelo, il video è virale. Pensate a di che punto siamo arrivati. Groenlandia, Rubio esclude l'invasione, Rubio esclude le correzioni disparate da Donald Trump sta valutando seriamente l'acquisizione della Groenlandia, pur non chiudendo del tutto la porta ad un'operazione militare che per il commander in chief in capo resta sempre un'opzione. La Casa Bianca ammorbidisce i toni, probabilmente per placare la dura reazione in casa e all'estero nel pieno della crisi venezuelana, con la Francia che ha annunciato di essere al lavoro con i suoi partner su un piano di reazione qualora gli Stati Uniti dovessero invadere la Groenlandia con la forza. Il timore è quello di un'operazione in stile Caracas,
ma il segretario di Stato americano lo ha escluso, ha assicurato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot, dopo aver parlato con Marco Rubio, che ha annunciato un viaggio a Copenaghen la prossima settimana. Vai, fidati tu, e que incluso terminamos esta novela de hoy e nos damos appuntamento torna a casa a stamattina ora ponimos a sigla e tancatura, mi dispiace per il suo volume, ma per cliccare della chiarezzare, se no vabbè, ordino una telecamera nuova, questa cosa, questo volume l'ha risolto il problema, ma come non che si muove poco il microfono, non è sensibile a ciò che tancamolo quindi che si sigla, ponendo che poi il volume che però non veste, ma comunque ecco qua. Vediamo Sayanna. Bene, mi pare che si è fermato tutti, no?